Siamo con Livio su Terrasaldo dell'associazione Ad Hoc Consumatori. La nuova legge sull'acqua pubblica è stata appena approvata dall'Assemblea regionale siciliana. Ecco, voi come associazioni di consumatori che consigli date ai cittadini? Ma i cittadini hanno ben poco da fare se non quello di dimostrare e pressare sui sindaci affinché venga rispettato quello che è il loro volere. I sindaci purtroppo si sono un poco defilati in questi anni da quelle che sono le responsabilità. Ricordiamo che il lato idrico, così come è nato, è illegittimo, in quanto la legge Galli prevedeva un consorzio di 43 comuni. Nel momento in cui i 16 sindaci sono stati dissidenti, chiaramente gli altri 23 non potevano costituirsi, eppure l'hanno fatto ugualmente. Nonostante ciò, nel 2012 si sono fatti commissariare e quindi siamo passati nelle mani del commissario, perché Crocetta aveva la possibilità di nominare un commissario, e anche in quel caso è colpa dei sindaci, perché hanno disertato per ben 2 volte l'assemblea. A questo punto avrebbero potuto riprendersi in mano il lato, perché loro sono i membri del lato, pur tuttavia si sono incatenati davanti al Palazzo d'Orleanza. Cioè è una sciocchezza quello che hanno fatto, perché potevano benissimo dire a Crocetta: ridacci il nostro lato, che noi adesso legiferiamo per gli affari nostri. Pur tuttavia, ancora una volta, con questa legge finalmente loro hanno la responsabilità diretta di quello che accadrà in futuro. Cioè loro adesso hanno la possibilità di disdire il contratto, di recedere dal contratto con Girgenti Acque e passare tutto quanto nel pubblico, applicare la gestione pubblica. Ormai i cittadini hanno già votato a un referendum, il 99% ha detto di sì all'acqua pubblica. Adesso è una responsabilità civile, morale e politica dei sindaci quella di far tornare tutto al pubblico, cioè di esercitare il volere del popolo. Non c'è nient'altro da fare. Il popolo vuole l'acqua pubblica, che sia giusto o che sia sbagliato non compete al sindaco, secondo noi. Secondo noi quello che compete al sindaco è accettare la volontà del popolo. C'è anche una responsabilità di Girgenti Acque, voi vi occupate giornalmente di tanti contenziosi tra il cittadino e Girgenti Acque. Ecco, la legge prevede anche che l'erogazione deve essere fatta tutti i giorni, cosa che ancora non avviene ad Agrigento. Sì, nel contratto stipulato tra Lato Idrico e Girgenti Acque c'era la stipula, un articolo che prevedeva che entro i 5 anni avrebbero dovuto dare l'acqua H24. Questo non è avvenuto. Ecco perché le motivazioni dei sindaci ne possono trovare quante ne vogliono. Ci sono tantissime inadempienze da parte di Girgenti Acque, sia come efficienza, secondo la legge Galli, sia come efficacia, sia come economicità. Questi principi non sono mai stati rispettati da Girgenti Acque. Allora tanto vale che ritorniamo al pubblico, che è la soluzione migliore per il cittadino.